La Nuorese, con un perentorio 4-1 inferto al Samassi, conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in classifica. Il distacco dal Portocorallo rimane a 3 lunghezze, ma il Fertilia scivola a 4 punti. La Nuorese parte bene, al quarto una discesa sulla fascia di Alessandri si conclude con un cross che nessuno riesce a sfruttare. Inaspettatamente il Samassi passa in vantaggio. La Nuorese perde una palla sanguinosa a centrocampo, Porcedu lancia sulla sinistra Curreli che serve al centro dell'area Mesina che non ha difficoltà a infilare Deli Piri. Il gol scuote i verdi-azzurri che, diretti da Alessandro Alessandri, tentano la via del gol. Cocco tra i più positivi, come sempre, al 15° calcia dalla distanza, ma Fortuna para a terra. La Nuorese non molla e al 18° sfiora l'1-1. Cocco allarga sulla sinistra per Frongia che crossa al centro, ma Pudu viene anticipato di un soffio dal portiere in uscita. Il Samassi va vicinissimo al 2-0 al 23°, ma Deli Piri è attento e para il velenoso diagonale di Simone Curreli. Gli ospiti ci credono e al 27° su punizione il solito Curreli costringe l'estremo verde-azzurro a smanacciare in angolo. La Nuorese risponde al 29° con Pudu che da ultima posizione centra un difensore. L'azione continua e la palla arriva a Rodriguez che di testa impegna Fortuna che si salva. La tenacia della Nuorese viene premiata al 31° con Pudu che trova la girata al volo su un perfetto cross di Frongia. Per il Samassi non c'è neanche il tempo di battere la palla al centro che la Nuorese segna il 2-1. I verdi-azzurri riconquistano palla a centrocampo, Cocco imbecca Rodriguez che non ci pensa 2 volte calciando un bolide che si infila nel 7. Il vantaggio galvanizza i verdi-azzurri che sfiorano il 3-1 con Cocco che dalla distanza accentra il palo. È il 35°. Il Samassi risponde su punizione col solito Curreli. La palla esce di poco alla sinistra di Deli Piri. Nella ripresa la musica non cambia, la Nuorese a fare la partita. Il Samassi comunque non è mai domo e al 6° Mesina da pochi passi non riesce a deviare in porta un traversone dalla sinistra. La Nuorese si rende conto del pericolo di rimanere con un solo gol di scarto e preme per trovare il gol della sicurezza. Al 13° ci pensa Emanuele Alessandri a chiudere il conto. L'attaccante dalla destra si libera per il tiro e insacca alle spalle di Fortuna con un tiro a giro imprendibile. Mesina al 15° viene anticipato da Deli Piri in uscita. La Nuorese chiude la gara al 25° con Pudu. Il centrocampista riceve un pallone d'oro da Falchi, entra in aria e trafigge l'incolpevole Fortuna. La gara di fatto finisce qui.